Benvenuti con Borghi d'Italia, siamo di nuovo in Sardegna, nella provincia di Oristano a Genoni, 447 metri sul livello del mare, 900 abitanti, un territorio vasto e bellissimo che comprende il suggestivo altopiano della Giara. Come sempre Borghi d'Italia sarà raccontato semplicemente dai protagonisti del territorio e quindi andiamo ad incontrare il primo cittadino. Andausu. Genoni è un piccolo borgo di meno di 1000 abitanti collocato nella regione storica del Sarcidano. Il suo territorio si estende per circa 4.400 ettari, la metà dei quali è ubicato sull'altopiano della Giara, notoriamente conosciuto come Giara di Gestori, anche se la metà dell'altopiano è di proprietà del comune di Genoni, dove vivono indisturbati i famosi cavallini selvatici. Il territorio comunale di Genoni è stato abitato sin dalle epoche più remote, risaliamo al Neolitico, poi da questo periodo in poi in tutti i vari periodi storici, in particolare nel periodo nuragico. La presenza di oltre 35 nuraghi denota appunto questa presenza antropica sin dalle antichità. Per la sua posizione strategica, infatti, è collocato ai piedi del colle di Santo Antine, che si eleva sino ad un'altitudine di 590 metri, occupa una posizione strategica, tant'è che sia i Punici prima che i Romani poi lo individuarono come sede privilegiata per insediarsi. L'attività economica prevalente è ancora l'allevamento e in particolare la pastorizia e l'agricoltura. Il borgo è abbastanza esteso. In questi ultimi anni è stato oggetto di un radicale intervento di restauro. In particolare la pavimentazione delle strade è stata ricostruita in acciottolato, il che conferisce una caratteristica particolare. Parlando di Genoni non si può non parlare della congregazione delle Figlie di San Giuseppe. Questa congregazione, fondata da padre Felice Prinetti, è presente in questo borgo sin dal 1890. Costituisce una realtà importante in quanto svolge diverse attività sia nel campo sociale ma direi soprattutto economico, in quanto sono presenti oltre che con la casa madre anche con una casa famiglia, con una scuola materna e con una casa di riposo per gli anziani. Genoni è sempre stato un paese particolarmente dedito alle attività religiose. Abbiamo delle figure importanti, quali quella di padre Raffaele Melis, un sacerdote che morì durante il secondo conflitto mondiale nel corso dei bombardamenti sulla capitale. Una delle particolarità del borgo di Genoni è la presenza di un ex convento costruito dai frati francescani intorno alla fine del 1680 e che proprio in questo periodo è stato ristrutturato e restituito alla fruibilità dei genonesi.
Il gonfalone del comune di Genoni raffigura un tempio dedicato alla dea Giunone. Infatti la leggenda vuole che il nome Genoni derivi appunto da Giunone. Sono tante le ricorrenze religiose presenti a Genoni. Iniziamo con la festa della patrona Santa Barbara, poi San Costantino, Sant'Isidoro, la Madonna del Sacro Cuore, ma adesso andiamo ad incontrare l'amministratore parrocchiale che arriva dall'Uganda, Don Steven. Sono Don Steven Ogua Adraka dall'Uganda. Sono entrato in Italia il giorno 27 giugno 2004 per studiare all'Università Pontificia della Gregoriana. Mi sono laureato nella Facoltà di Scienza Sociale con specializzazione nella scienza della comunicazione. E adesso faccio collaborazione pastorale in questa diocesi di Oristano. Siamo all'interno della chiesa attuale della parrocchia di Genoni, intitolata a Santa Barbara Vergine Martire nell'anno 1831 con il decreto di visita pastorale dell'arcivescovo Monsignore Bua. Secondo un documento storico del 1583, la chiesa parrocchiale di Genoni fu dedicata alla Madonna delle Grazie. Le sue primitive strutture sono del XII secolo. L'attività pastorale nella parrocchia si svolge con la partecipazione del Consiglio pastorale che si compone di 20 membri, di cui 5 sono nominati dall'amministratore parrocchiale e 15 dai gruppi parrocchiali. La parrocchia di Genoni ha avuto vocazione sia sacerdotale sia religiose. Fino ad oggi ci sono 9 sacerdoti originari di Genoni. Nella parrocchia esistono dei gruppi attivi nell'attività pastorale, 16 confratelli del Santo Rosario che si occupano delle processioni e preparazione dei santi per le feste parrocchiali, 14 catechisti, generose donne che fanno cura dell'ordine e polizia della Chiesa. Anticamente nel territorio di Genoni esistevano altre chiese, è rimasta la chiesa dedicata alla Madonna del Sacro Cuore, che faceva parte del convegno francescano dell'anno 1638. Il culto è nato nel 1890 per lo zelo e devozione del sacerdote Don Francesco Manca. In questa parrocchia si sente molto la devozione alla Madonna. Ogni anno nel mese di maggio si celebra la messa tutti i giorni in questa vecchia chiesa dedicata alla Madonna del Sacro Cuore. Per ulteriore informazione sulla nostra comunità parrocchiale
potete visitare il sito www.parrocchiagenoni.it. Un territorio ricco, quello di Genoni. Adesso vi portiamo alla scoperta del museo laboratorio Park adagiato ai piedi del Monte Santu Antine. Benvenuti al Park, museo laboratorio presente nel territorio di Genoni, allestito per valorizzare le particolarità del territorio. La struttura è suddivisa in 3 sezioni. La prima, quella archeologica, dedicata a un pozzo di una profondità straordinaria, 39 metri, una cosa unica in Sardegna e forse anche in Europa, che è stato trovato sulla cima del colle di Santo Antine. Colle particolare poiché abitato dai nuragici, poi i punici e poi i romani. La seconda sezione è quella paleontologica, dedicata ai fossili del territorio, a una particolare zona del territorio, la Cava d'Uiduru, dove è stata trovata una quantità di fossili veramente incredibile. Parliamo di 20-25 specie differenti per metro quadrato e si va avanti per metri e metri e metri. Assolutamente interessante del geopaleosito, il luogo dove ne sono stati prelevati questi fossili, è anche una stratigrafia a vista, quella che vedete qui dietro di me, dove praticamente sono registrati i diversi eventi del Miocene, a partire dai 23 milioni di anni sino ai 5 milioni di anni, con una rarissima faglia a vista andata da un terremoto pleistocenico tra i 5 e i 2 milioni di anni. La terza sezione, che è quella sicuramente più importante, il cuore pulsante del park, è il laboratorio, dove noi lavoriamo con le scuole, simuliamo il lavoro del paleontologo e dell'archeologo, ma sicuramente la parte più interessante è quando facciamo ricostruire ai ragazzi il lavoro del paleontologo, quindi simulare tutte le fasi del lavoro, la lentezza, la pazienza e l'importanza dei fossili per ricostruire la storia della Terra. E naturalmente non disdegniamo mai di dedicare un momento alla valorizzazione e alla conservazione dei fossili. Il museo è aperto ogni fine settimana, tutto l'anno. Per prenotazioni o per maggiori informazioni basta che visitate il nostro sito www.parkgenoni e saremo pronti ad accogliervi. È arrivato il momento di conoscere le caratteristiche del cavallino della Giara. Questo che vedete qui è il classico cavallino della Giara, che vive solo qui in Sardegna, sull'altipiano della Giara. È un cavallino abbastanza rustico e non si sa bene la sua origine. Dovrebbe essere un cavallino importato dalla Numidia. È un cavallino che vive allo stato brado e vivono circa 700-650 esemplari su tutto l'altipiano della Giara. E questo è un cavallino che in pratica ha 6 mesi e lo tengo qui per addomesticarlo, per ammassuirlo, eccetera. È un cavallino, il mantello prevalente è un mantello sull'oscuro, infatti non ci sono cavalli né bianchi né dal mantello molto chiaro. Come caratteristiche diventa la criniera molto folta, la coda molto folta. Gli stinchi e gli zoccoli sono molto resistenti sia per effetto che viaggia molto sulle pietraie e anche perché forse ha come tendenza ad essere un cavallino selvatico. È molto vivace, molto agile e molto resistente.
Molto tempo fa veniva usato per fare le trebbiature nell'aia, è una cosa che ormai è andata in disuso, quindi viene usato solo a livello amatoriale e viene usato anche qui in Sardegna anche per fare gli incroci tra il cavallino della giara e l'arabo, viene utilizzato per fare il jarab. È resistente, oltretutto è anche molto affidabile perché è un cavallino che si affeziona molto al proprio padrone. È bellino, è un cavallino che non supera l'altezza di 1,20 m, 1,25 m al Garrese e quindi è classificato uno dei poni. Abbiamo parlato del cavallino della Giara, salvaguardato dalla regione Sardegna, e qui a Genoni c'è un museo dedicato al cavallino della Giara. Ci troviamo all'interno del Museo del Cavallino della Giara, che è ospitato all'interno di una casa tipica di Genoni, che è stata ristrutturata fedelmente e offre adesso dei vari ambienti tipici di come poteva essere una casa agli inizi del Novecento. Iniziamo il nostro percorso all'interno della cucina, dove sono stati raccolti tutti gli strumenti che servivano per cucinare, appunto, per la vita quotidiana, e soprattutto si trova il tavolo dove si faceva il pane. Questo tavolo appositamente basso, perché permetteva una migliore lavorazione di questo pane, presenta anche una sorta di macchina per impastare, per sfogliare la pasta. Il pane che si faceva qui si chiama civraju ed era un pane abbastanza grande che permetteva una conservazione ottimale per più giorni. Infatti il pane veniva fatto al massimo una volta ogni 2 settimane. Dopo aver visitato questa cucina ci troviamo all'interno di una stanza dove sono raccolti tutti gli strumenti per la cura e la manutenzione del cavallo, perché appunto questo museo è intitolato Il Cavallino della Giara, tipica razza di questo territorio, e al cui interno troviamo soprattutto tutti gli attrezzi che servono per la ferratura del cavallo, che è un momento importante sia per la cura del cavallo ed è molto delicato. Dopodiché entriamo nelle stanze da letto al piano superiore, dove sono raccolti i letti, appunto quelli alti come si usava agli inizi del Novecento. Possiamo proseguire la nostra visita all'interno della stanza dedicata agli strumenti del contadino, che in dialetto si chiama saposentu de sumassaiu, ossia il lavoratore che aiutava il padrone di casa nei lavori di campagna. E infatti troviamo molti attrezzi fondamentali per coltivare i terreni, come l'aratro, l'erpice. È un attrezzo molto importante e per fortuna l'abbiamo conservato molto bene, l'imballatrice, nel nostro caso tutta in legno. All'interno di questa visita, quando lavoriamo con le scuole, la nostra cura è soffermarci sulla tradizione, perché è un modo per conservare la memoria e tramandarla alle nuove generazioni. Sono tante le tipicità presenti a Genoni, scopriamole nella gastronomia. Ci troviamo nell'agriturismo qua a Dusetellas. Questo nome deriva dal fatto che qui nella nostra azienda c'è un gruppo di cavallini della Giara e un'altra particolarità sono le tellas, che sono dei lastroni di pietra che noi abbiamo messo intorno all'agriturismo. Produciamo tutto noi,
partendo dagli antipasti che sono dei suini allevati in azienda, c'è la mustela, c'è la coppa, c'è la salsiccia e c'è il fricò che viene fatto con il fegato o cuore del maialetto. Inoltre abbiamo un primo di ravioli che viene fatto con ricotta, formaggio e spinaci, e però di questa si possono avere diverse varianti. Il nostro pane tipico che è su givraggio, suscetti, che è una lavorazione particolare che viene dato alla farina 00 quando viene preparata. Poi abbiamo il tipico pane carasau, formaggi di diverse stagionature tra quello stagionato e semistagionato, diversi tipi di verdura prodotti nel nostro orto. Il maialino è una delle nostre produzioni più pregiate, diciamo così. Viene cotto alle braccia e ci impiega più o meno 1 ora e mezza di cottura. Un'altra particolarità della nostra azienda è anche la produzione della frutta e dei dolci. Abbiamo il tipico panesava, poi c'è il flan di latte, che è sempre un tipico dolce nostro, che viene poi accompagnato dal mirto e dall'acquavite. Vi aspettiamo, così vi faremo gustare questo e tante altre cose prodotte da noi. Arrivati a questo punto sarebbe il caso di invitarvi a venire a visitarlo, Genoni. Io vi invito in sardo. Allora, benei, aziais de nuragus e fesi ai furriadas. Dei furriadas saras aziais a subroccio. Il subroccio in cui girais a sinistra e biesi somu del Rizzolla. Di Omu del Rizzolla andais ancora innanzi e arrivais a Puzzairi. De Puzzairi tirais a su e strintumanno. E strintumanno aziais ancora, arrivais fino a Sagodinedda. Sagodinedda sarà dove Guvventu, Scariammetto, Sant'Ravara, Santa Grara, ma di due tanti del logos. Piegai per esempio andai a Puzzonico. Puzzonico è bellissimo. Ha ricordato cose belle e leggere de Puzzonico. Comunque, Puzzonico è bello. E sarà scendi. Andai a Santa Grara, a Vascenda ancora andai a Fontana Mendola. Fontana Mendola, il mono due plus a Fontana, ma due fudi. E in giù sotto due sti Fontana Noa. Insomma, chi benei vosatro su, agattaisi ogni razza cosa bella in Genoi. Perché che non venisse a Genoi, queste cose non le sapiesi. E noi si manco tornai. E tornai Puzzoni, e tornai Puzzairi, e tornai Subaggio. Non scesi, ma tornai Subaggio. Quindi, bene a Genova. Da Genoni in provincia di Oristano vi salutiamo, stiamo già avendo nostalgia della Sardegna, ricordate di visitare tutti i borghi d'Italia che vanno gustati non soltanto con gli occhi ma anche con il cuore. Attendiamo sempre i vostri suggerimenti e per quanto riguarda il nostro appuntamento ci vediamo la prossima settimana. ASIB!
Genoni è sempre stato un paese particolarmente dedito alle attività religiose. Abbiamo delle figure importanti, quali quella di padre Raffaele Melis, un sacerdote che morì durante il secondo conflitto mondiale nel corso dei bombardamenti sulla capitale. Una delle particolarità del borgo di Genoni è la presenza di un ex convento costruito dai frati francescani intorno alla fine del 1680 e che proprio in questo periodo è stato ristrutturato e restituito alla fruibilità dei genonesi. Il gonfalone del comune di Genoni raffigura un tempio dedicato alla dea Giunone. Infatti la leggenda vuole che il nome Genoni derivi appunto da Giunone. Sono tante le ricorrenze religiose presenti a Genoni. Iniziamo con la festa della patrona Santa Barbara, poi San Costantino, Sant'Isidoro, la Madonna del Sacro Cuore, ma adesso andiamo ad incontrare l'amministratore parrocchiale che arriva dall'Uganda, Don Steven. Benvenuti con Borghi d'Italia, siamo di nuovo in Sardegna, nella provincia di Oristano, a Genoni, 447 metri sul livello del mare, 900 abitanti, un territorio vasto e bellissimo che comprende il suggestivo altopiano della Giara. Come sempre Borghi d'Italia sarà raccontato semplicemente dai protagonisti del territorio e quindi andiamo ad incontrare il primo cittadino, Andausu. Genoni è un piccolo borgo di meno di 1000 abitanti collocato nella regione storica del Sarcidano. Il suo territorio si estende per circa 4.400 ettari, la metà dei quali è ubicato sull'altopiano della Giara, notoriamente conosciuto come Giara di Gestori, anche se la metà dell'altopiano è di proprietà del comune di Genoni, dove vivono indisturbati i famosi cavallini selvatici. Il territorio comunale di Genoni è stato abitato sin dalle epoche più remote, risaliamo al Neolitico. Poi di Genoni, nella parrocchia esistono dei gruppi attivi nell'attività pastorale, 16 confratelli del Santo Rosario che si occupano delle processioni e preparazione dei santi per le feste parrocchiali, 14 catechisti, generose donne che fanno cura dell'ordine e polizia della Chiesa.
Anticamente nel territorio di Genoni esistevano altre chiese, è rimasta la chiesa dedicata alla Madonna del Sacro Cuore, che faceva parte del convegno francescano dell'anno 1638. Il culto è nato nel 1890 per lo zelo e devozione del sacerdote Don Francesco Manca. In questa parrocchia si sente molto la devozione alla Madonna. Ogni anno nel mese di maggio si celebra la messa tutti i giorni in questa vecchia chiesa dedicata alla Madonna del Sacro Cuore. Per ulteriore informazione sulla nostra comunità parrocchiale potete visitare il sito www.parrocchiagenoni.it. Un territorio ricco, quello di Genoni. Adesso vi portiamo alla scoperta del museo laboratorio Parc adagiato ai piedi del Monte Santu Antine. Benvenuti al Parc, museo laboratorio presente nel territorio di Genoni, allestito per valorizzare le particolarità del territorio. La struttura è suddivisa in 3 sezioni. La prima, quella archeologica, dedicata a un pozzo di una profondità straordinaria, 39 metri, una cosa unica in Sardegna e forse anche in Europa, che è stato trovato sulla cima del Colle di Santu Antine. Da questo periodo in poi, in tutti i vari periodi storici, in particolare nel periodo nuragico. La presenza di oltre 35 nuraghi denota appunto questa presenza antropica sin dalle antichità. Per la sua posizione strategica, infatti, è collocato ai piedi del Colle di Santu Antine, che si eleva sino ad un'altitudine di 590 metri, occupa una posizione strategica, tant'è che sia i Punici prima che i Romani poi lo individuarono come sede privilegiata per insediarsi. L'attività economica prevalente è ancora l'allevamento e in particolare la pastorizia e l'agricoltura. Il borgo è abbastanza esteso. In questi ultimi anni è stato oggetto di un radicale intervento di restauro. In particolare la pavimentazione delle strade è stata ricostruita in acciottolato, il che conferisce una caratteristica particolare. Parlando di Genoni non si può non parlare della congregazione delle Figlie di San Giuseppe. Questa congregazione, fondata da padre Felice Prinetti, è presente in questo borgo sin dal 1890. Costituisce una realtà importante in quanto svolge diverse attività sia nel campo sociale ma direi soprattutto economico, in quanto sono presenti oltre che con la casa madre anche con una casa famiglia, con una scuola materna e con una casa di riposo per gli anziani. Sono Don Steven Ogua Adraka, dall'Uganda. Sono entrato in Italia il giorno 27 giugno 2004 per studiare all'Università Pontificia della Gregoriana. Mi sono laureato nella Facoltà di Scienza Sociale con specializzazione nella scienza della comunicazione. Adesso faccio collaborazione pastorale in questa arcidiocesi di Oristano. Siamo all'interno
della chiesa attuale della parrocchia di Genoni è intitolata a Santa Barbara Vergine Martire nell'anno 1831 con il decreto di visita pastorale dell'arcivescovo Monsignore Bua. Secondo un documento storico del 1583, la chiesa parrocchiale di Genoni fu dedicata alla Madonna delle Grazie. Le sue primitive strutture sono del XII secolo. L'attività pastorale nella parrocchia si svolge con la partecipazione del Consiglio pastorale, che si compone di 20 membri, di cui 5 sono nominati dall'amministratore parrocchiale e 15 dai gruppi parrocchiali. La parrocchia di Genoni ha avuto vocazione sia sacerdotale sia religiose. Fino ad oggi ci sono 9 sacerdoti originari